dovete guardare assolutamente Teleregione, perché Teleregione è la televisione vostra, la televisione che funziona. Poi tra l'altro c'è pure questo programma che Ma come ti sei pettinato? Va bene, lascia perdere, scusa. Ma smettila! Teleregione! Scusa, cosa hai fatto? Passa. Pronto, mi senti? Vai, di, zapping. Zapping. Non fumo più. Non fumo più. Sveglia. No, una col catarro, una col catarro. Vai su Michelle Hunziker. Vai sulla Hunziker. Di zapping, zapping. Cosa devo dire? Zapping. Zapping. Oh. Si vede questo accento norvegese. Vai, zapping. Ragazzi. Vai dall'altra parte, via! Ecco, prendiamo per esempio un bambino sudato, vieni. Ecco, perché un bambino sudato diventa come un maialetto da 7 kg? Perché il colore, spiega, il sangue sale sul... Ragazzi, fate corpo, unitevi, fate corpo. Quindi, attenzione, l'attenzione va rivolta verso un altro signore. Tutti lì, ok, perfetto. Lui ripassa la palla in questo momento. Forza, tutti quanti verso la palla. Eccolo qua che riparte il primo colpo, ripassa. Attenzione, dirigiamo la palla, ecco, ritorna la palla. Allora, sedetevi tutti in panchina. Ragazzi, sedetevi in panchina, un giorno giocherete titolari, tutti in panchina, forza. Attenzione, alzi la mano prima, chi di voi, forza, vedete, senza neanche la domanda, pensate che non gli faccio la domanda. Allora, sedetevi supini. Supini, forza, dove trovate posto? Ma sei brutto tutto. Forza, prima che quel gelato si frischi. Allora, attenzione, quanto fa? Sinceri, Sinceri, alzi la mano chi è sincero. Viva Pinocchio! Allora, attenzione, stavamo parlando prima di... Abbassatevi prima che... Allora, secondo voi, chi se ne accorge prima, il cane o lei? Il cane! Perché? Perché il cane è più... Perché il cane è più intelligente dell'uomo. Perché è più intelligente dell'uomo? Perché l'uomo ha lasciato... Ha lasciato la testa a casa, quindi mi raccomando uomini, guardate questo cane, guardate l'intelligenza di questo cane e guardate dietro Rita Levi di Montalcini che segue il suo cane, il cane inquadrato in prima linea. Quindi diamo il potere ai nostri cuccioli, ai nostri... Voi cosa vi sentite? Dei Stavi per dire cuccioli, dei cuccioli. Guardate in lontananza quei 4 signori dell'Apocalisse davanti alla chiesa. La chiesa... Guardateli, ecco, guardate l'occhio del grande fratello che si avvicina verso di noi e dietro di lui i ragazzi dell'Apocalisse, guardateli, là nella chiesa, inquadra Godani che dai sonno, 4 ragazzi dell'Apocalisse, 3 maschietti e una femminuccia per continuare l'equilozio. Ecco, guardate la porta, quanto importa avere alle calcagne una chiesa, la church, the church, guardate sopra di lui, e che dai sonno, sopra di lui i rondoni che circolano, salute, i rondoni che sono, l'abbaiare di un cane, una madre che cerca il cellulare e non lo trova, la figlia che marcia, un piccione che becca e rimane in panchina e i 4 dell'Apocalisse che rimangono così assuefati, l'ombra dei rondoni sulla chiesa, la rosolia, che cos'è? Esatto, quindi tutto ciò che noi conosciamo, Pikachu ritorna ecco, rimane un gratta e vinci, noi ci grattiamo e non vinciamo niente per vincere. Teleregione, zapping.